Ci troviamo nel comune di Castelnuovo del Friuli, un comune sparso, un labirinto di 38 borgate, alcune delle quali attualmente disabitate, e immerso in una natura rigogliosa e, se possiamo dirlo, anche selvaggia. Diverso tempo fa questo territorio era ricoperto da coltivazioni di alberi da frutto e di vigneti che attualmente sono oggetto di recupero, vini autoctoni che si trovano esclusivamente su questo territorio, così come la cipolla rosa della Valcosa che troviamo qui a Castelnuovo e in pochi altri comuni limitrofi, oggetto di recupero anch'essa da parte di un'associazione, le Rivindicules, e anche da produttori, diciamo, autonomi. Viene anche denominato il paese dei Trois, in lingua friulana, i sentieri. Anche questi sono oggetto di recupero da parte dell'amministrazione comunale con l'aiuto dell'associazione Zero Asfalto, costituita da un gruppo di ragazzi che per percorrere questi sentieri in mountain bike contribuiscono a tenerli puliti e proprio a riaprirli, a recuperarli, insieme ad altri volontari anche del paese. Nadir Coledani è un atleta olimpico, essendo nativo appunto del comune di Castelnuovo, conosce perfettamente i nostri sentieri, anche perché hanno costituito per lui un luogo di allenamento. Questi percorsi permettono di attraversare anche la storia più antica, ma anche storia, diciamo, di un recente passato, che è quello della Seconda Guerra Mondiale. Questo territorio infatti è uno dei territori più importanti per la resistenza nel Friuli occidentale. Nel borgo di Davor-Lamont, oggi è un borgo recuperato e restaurato a cura di volontari e dell'associazione Ampi dello Spilberghese, quindi visitabile, è il borgo che ha dato i natali a Virginia Tonelli, Luisa, donna che diciamo, ha fatto la storia della resistenza di questo territorio, ma dell'Italia intera, nel senso che è stata insignita nel 1971 della medaglia d'oro al valor militare, è stata internata nella risiera di San Sabba a Trieste, unico campo di sterminio presente in Italia, e dalla risiera non ha più fatto ritorno, per cui è stata bruciata viva. La chiesa più importante, diciamo la chiesa più grande di Castelnuovo del Friuli, è la chiesa di San Niccolò Borch. Si trova in un punto panoramico e strategico, evidentemente. Questo lo possiamo anche dedurre dal fatto che la chiesa sorge sui ruderi di un castello di impianto medievale, di cui oggi è riconoscibile solo la torre campanaria. Nelle giornate di bel tempo lo sguardo, diciamo, può spaziare fino al mare. Si può notare la particolarità morfologica del territorio di Castelnuovo del Friuli. La presenza di argilla e comunque di una terra, diciamo, molto particolare ha facilitato la produzione di ceramiche che sono state rinvenute negli anni 70-80 sul territorio comunale, in particolare nella località dei Crus, cosiddetta dei Crus, riportate alla luce, e dal 2018 sono esposte in una raccolta archeologica.
Nell'area di Castelnuovo del Friuli sono state sempre presenti diverse piccole cave di materiale argilloso ed è con questo tipo di argille che sono state fabbricate le ceramiche oggi visibili alla raccolta archeologica. Si tratta dunque di una produzione strettamente locale, organizzata verosimilmente in piccole botteghe a gestione familiare. Si tratta chiaramente di ipotesi, sarebbero necessari ulteriori studi e al momento evidenze archeologiche della presenza di fornaci non sono note, però abbiamo evidenza di questo enorme deposito di scarto di materiale che appunto potete oggi ammirare qui a Castelnuovo. La raccolta della ceramica si trova a Villa Sulis che è sede anche dell'associazione della scuola per la ceramica di Villa Sulis, un'associazione che continua la tradizione della produzione di ceramica con corsi, visite guidate, percorsi anche per bambini, non solo per adulti, che insieme all'associazione Le Revindicules porta avanti le tradizioni di questo territorio. Le Revindicules erano cittadine castellane che si recavano con i prodotti di questa terra sostanzialmente da maggio a settembre nei mercati di Spilimbergo, di Maniago, di San Daniele per venderli o per scambiarli con altri prodotti. Vi invitiamo a Castelnuovo del Friuli per scoprire un territorio poco conosciuto ma affascinante, ricco di biodiversità, ricco di storia, di cultura e di tradizioni.